Turismo in Sicilia, alcuni tra i più importanti beni culturali siciliani saranno assegnati a imprese private leader nel settore. A dirlo ufficialmente nel corso di una conferenza stampa l'assessore regionale ai beni culturali Sebastiano Missineo. Un modo concreto, ha detto Missineo, di valorizzare il patrimonio artistico monumentale siciliano, ma anche di creare occupazione. È il vero traino per lo sviluppo della fruizione dei nostri beni, perché i parchi potranno essere non solo potranno avere un incremento nella fruizione, ma potranno essere anche un ottimo traino per i musei che a loro sono promiscui. Durante la conferenza stampa è stato indicato anche l'elenco delle ditte che si sono aggiudicate le gare nei musei e nelle aree archeologiche dell'isola. I contratti per la gestione dei servizi, dunque biglietterie, bookshop, luoghi di ristoro e altro, in attesa dell'aggiudicazione definitiva avranno una durata di 4 anni, ai quali potrebbero aggiungersi altri 4 anni. I privati, ha aggiunto ancora Missineo, potranno gestire molti più servizi di quanto accadeva in passato nei luoghi della cultura più importanti della Sicilia. Stiamo lavorando per migliorare le performance nei nostri beni e ottenere un maggiore ritorno economico per la Regione attraverso gli investimenti delle imprese, che oltre alla promozione dei siti dovranno pagare un canone e versare una percentuale sugli introiti. Stiamo cercando di lavorare per migliorare quelle che sono le performance, perché è evidente che non possiamo avere siti con visitatori crescenti, privati che saranno ovviamente abbastanza esigenti, e avere invece poi un meccanismo e un ingranaggio che non funziona all'interno della nostra macchina. Stiamo lavorando e dovremo rendere più efficiente questa macchina, oggi a maggior ragione. E secondo i dati di fruizione dei vari beni culturali in Sicilia, relativamente al 2011 si è registrata una crescita delle presenze del più 9,38%, degli incassi del più 12,06% rispetto al 2010. E ad Agrigento la gestione del Parco Valle dei Templi, del Museo Archeologico, della Casa Natale Pirandello e della zona archeologica di Eraclea Minoa, a cui vanno aggiunte le zone di Segeste e Selinunte, il Museo Baglio Anselmi di Marsale, il Museo del Satiro di Mazzara del Vallo e il Pepoli di Trapani, è stata affidata al consorzio I Luoghi dell'Arcadia. A Siracusa la gestione è andata al Globe Event Management, mentre a Palermo si è aggiudicata la gara la società PRC Codes, che ha in appalto il chiostro di Monreale, il castello della Zise e la zona archeologica di Monte Iato.